Il cuore mio è bianco e rosso, la mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, a nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, vogliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
Siamo al giro di boa di questo campionato di Serie B1 Girone A. La Rotoblast ci arriva momentaneamente al terzo posto con un punto di ritardo dall'avversario di questa sera, che è la MTS Tecnica Air Santena, e ovviamente la formazione allenata da Diego Ficarra deve invertire la tendenza, perché arriviamo da una sconfitta che ancora brucia al tie break contro la Savis Volley Academy. Ovviamente l'obiettivo oggi sarebbe provare a vincere per cercare di tenersi stretto il secondo posto e per iniziare il girone di ritorno da secondi della classe. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorosa di Volano, 13ª giornata del campionato di Serie B1 Girone A, giro di boa di questo campionato, come detto prima, e l'incontro odierno è tra la Santena. Allora, la Rotoblast, terza classificata, ci arriva con un punto di ritardo proprio da Santena, la nostra avversaria di oggi. Partita molto difficile, la squadra di Santena ha all'attivo un gran numero di vittorie e al momento ha il nomignolo di l'unica squadra che è riuscita a battere la prima della classe, ovviamente l'imbattibile Villa Cortese, che al momento ha fatto esattamente una sola sconfitta proprio contro Santena in trasferta per 3-2. E adesso ci sarà da capire come saranno la partita odierna. Saluto i miei compagni di viaggio, Silvia Briani, la nostra regista, Alan Verloff, ovviamente il nostro responsabile streaming, insieme a Silvia Briani, che come sempre ci fornisce l'attrezzatura. Ritorna al mio fianco nel ruolo di mago delle statistiche Andrea Zeni. Ci sei mancato e ci rimancherai ancora nelle prossime trasferte, ovviamente, perché ormai quest'anno sarà così e ce ne faremo una ragione. Allora, fischiano i due arbitri per lasciare il campo, sono il signor Matteo Bosio della sezione di Reggio Emilia e Riccardo Palomo della sezione di Pordenone. Sono i due arbitri dell'incontro odierno. Ovviamente il nostro inno ad aprire la giornata di oggi, cantato da Ruan. Una vecchia conoscenza della pallavolo trentina, nella metacampo di Santena, è la vice allenatrice di Santena, che è Ilaria De Michelis, un anno tra le file, anzi credo 2 anni tra le file della ex Trentino Rosa, tanti anni in Serie A2, poi un anno anche in A1, quindi sicuramente un'allenatrice che conosce molto bene il nostro campionato. Vediamo quanto la sua esperienza potrà portare alla sua squadra. Ovviamente nel nostro augurio speriamo di no. Vediamo dal nostro lato se le nostre ragazze allenate da Diego Ficarra riusciranno nella difficile impresa di uscire vittoriosi da questo incontro. Nardolfi. No, perché ho visto che prima faceva la spugna. Ci parliamo qui. Ecco, dopo l'inno entrano le squadre in campo e lasciamo la parola allo speaker Paolo Scrinzi. Sempre la casa.
Tabasco, era nata a Messina, dopo l'hanno mandata a casa. Abbiamo un pezzo anche adesso, ma da camminare. Che zoppa? Ah sì? No, tornando la metà. Ah no, non gioca, sì. La solita. Paolo? E adesso quello della Rotoblast. Allora ci siamo. Siamo pronti allora per iniziare questa partita. Orario insolito per iniziare la partita, perché di solito si gioca alle 20:30, invece oggi giochiamo alle 19:30. E allora iniziamo la partita. Il primo servizio per la numero 12, Gaia Riva. Serve su Monaco, alza Bortoli, zona Petruzziello. Tentativo d'attacco smorzato da Ilaria Granieri. Senza sorte nella metacampo biancorossa. Pronta Camilla Ferrari. Punto vincente. Primo punto della partita della Rotoblast. Volano Volley 1-0. Al servizio Camilla Ferrari. Servizio battuto nella zona di Riva. Tentativo d'attacco sbagliato di Valentina Nardoianni, che la spara in rete. 2-0 per il Volano Volley contro Santena. Adesso che so la pronuncia giusta, adesso servirò dirò giustamente il nome.
Tentativo impallonito di Nardo Ianni, ha salvato Monaco. Attacca Ferrari, punto vincente, Camilla Ferrari. Terzo punto per la Rotoblast. Volano Volley 3-0 per le biancorosse. Ancora Camilla Ferrari. Servito battuto. Ha servito sempre su Riva. Tentativo murato. 4-0. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Muro di Giuditta Romano, ancora Camilla Ferrari. 4-0 il punteggio. Servizio battuto ancora su Riva. Tentativo, ancora Giuditta! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 5-0 quindi il punteggio. Ancora doppio muro atta di Giuditta Romano, muro dolomitico. Allora, un ottimo inizio da parte della Rotoblast che è iniziato con il piglio giusto questa partita, 5-0 dopo 5 azioni di gioco. Ha costretto Andrea Manno, coach di Santena, a richiamare il primo time out di questa partita. Adesso al servizio ancora lei, Camilla Ferrari. Battuto. Sempre su Riva. Questa volta in pallonetto, salva l'aborto di Ferrari al Seinbacher. Zona Giugovas, forse un po' lunga, però Giugovas riesce a metterla dall'altra parte. Attenzione. Free ball. Tentativo d'attacco della capitana De Stefanis che non va a buon fine. E Camilla Ferrari 6-0. Camilla 6-0. Ancora Ferrari al servizio. Battuto. Si sveglia in rete però. Una bella sequenza al servizio di Camilla Ferrari che si chiude con la palla in rete. Comunque fanno sentire anche i sostenitori di Santena. Servizio di De Stefanis. Bortoli, zona giù, Govas, riesce Gaia Riva a evitare il peggio. E il muro, Lalla! 7-1. Allora, 7-1. Ok, tempo. Allora, 7-1. Battuta a parte, ricomincia la partita. Giuditta Romano, servizio battuto, riceve Riva, alza Granieri, zona di Nardo Ianni, passa l'attacco anche con l'ausilio del muro. 2-7 punteggio. Palla out, quindi ottavo punto per la formazione di Diego Ficarra. Mi è scappato Luca Parlattini, però è perché Luca Parlattini è tornato a farci visita, quindi lo salutiamo. Lalla Bortoli al servizio, sempre su Riva. Granieri, tentativo d'attacco di Cantamessa che non va a buon fine. C'è Giugovas che ci prova, ma c'è la spinta del libero. E Carli 9-2. C'era l'invasione a rete, però dai, capite dopo con chi dopo? la Bortoli, servizio su Malinov, attacca Malinov, passa l'attacco
C'è il tocco a Muro per il primo arbitro. Quindi 9-3 il punteggio. Bravo. Protestano. Michela Malinov al servizio. Battuto. Ricevuto Djugovac, Bortoli. De Valfort un po' in difficoltà su questo attacco. Granieri. Passa l'attacco, ma Muro! Djugovac! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 10-3 il punteggio. Battuto il servizio su Riva. Attacca Riva. Passa l'attacco. Non ci arriva Monaco di un soffio. 4-10. Sono in difficoltà un po' la Bortoli. Granieri. Pallonetto della capitana De Stefani che non va a buon fine. Prova Petrusiello ma viene murata da proprio la capitana Bianca De Stefanis. È una chiara cantamessa. Serve su Ferrari. Bortoli. Petrusiello. Carli. Capitano, Servizio battuto. Porta un po' lunga Giuditta. Non riesce a servire. Attenzione. Carli, Murata. Bortoli. Ferrari, Murata. Bortoli. Ancora per Ferrari. Passa il pallonetto ma c'è la difesa di Nardo Ianni. E va a segno Gaia Riva 6-11. Ilaria Granieri al servizio 11-6. Prova a rifarsi sotto la formazione di Andrea Manno. Battuto. Riceve Djugovac. Bortoli un po' lunghetta giù da Romano. Ci ha provato. Zona Riva. Murata. Forse. Giocabile ancora. Passa l'attacco di Bianca De Stefanis. 7-11. Ancora Granieri. Battuto. Riceve Ferrari. Bortoli. Giuditta. Giuditta Romano. 12-7. Carlotta Petrusiello al servizio. Battuto. Alza Granieri. Free ball concessa da De Stefanis. Subito Bortoli. Però riesce la difesa. Tentativo d'attacco di Riva. E poi di Nardo Ianni che firma il 12-8. Gaia arriva al servizio. Battuto. Riceve Monaco. Bortoli. Attacca Ferrari ma c'è la difesa a Muro e poi di Granieri. Poi passa l'attacco. Cioè non passa l'attacco di Nardo Ianni ma si prende il money out che vale 12-9. Bortoli. Ferrari. Riva. E il Muro su Malinov.
Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 13-9. Camilla Ferrari. Battuto. Ricevuto Riva. Attacca Nardo Ianni. Passa in mezzo al muro bianco-rosso. 13-10. Pronta Bianca De Stefani. Servizio battuto. Riceve Monaco. Zona Bortoli per Djugovac. Riesce la difesa Riva. Oh, attenzione Giuditta. Romano Bortoli. Djugovac. Perforato il muro di Tantena. Linda Djugovac. 14-10. Giuditta Romano. Attenzione. Passa l'attacco di Anna Chiara Cantamessa, la numero 15. 14-11. Bortoli alza zona Djugovac che attacca. Ma c'è la difesa di Santena. Tentativo di Nardo Ianni che viene difeso da Petruziello. Poi prova Djugovac ma l'attacco si spegne in rete. 14-12. Accorcia le distanze Santena. Pronta Valentina Nardo Ianni per Santena. Petruziello. Mani out che non c'è. 14-13. Meno 1 adesso tra Santena e Volano. Servizio battuto. Riceve Djugovac. Monaco. Attacca Djugovac. E portata fischiata Santena. Punto numero 15 per la Rotola con questa infrazione importata. Fischiata contro Santena. Battuta Bortoli. Tentativo d'attacco. È andato un po' in difficoltà Petruziello con il secondo arbitro davanti. Perso il tempo di gioco. 14-15. Battuto. Riceve Djugovac. Bortoli. Zona Djugovac che viene murata. Petruziello. Bortoli al centro Ferrari. Passa dal tuo attacco. Va c'è la difesa. Poi prova l'attacco Riva, ma anche qui la difesa del Volano ci mette una pezza. Djugovac viene murata. Zona Petruziello. Passa l'attacco di Carlotta Petruziello. 16-14. Linda Djugovac al servizio. Cosa andava out. A tentativo. Rato Carli. 17-14. Time out. Andrea Manno, sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 17-14 il punteggio nel corso di questo primo set della 13ª giornata
che chiude il girone d'andata della girone A di Serie B1 femminile. Sugli altri campi i risultati sono 2 pari tra Volley Academy Sondrio che per la prima volta in questa stagione prende un punto in 17-25, 25-15, 23-25, 25-19 e che vale il primo punto stagionale per la formazione di Ivan Iosi. L'altra partita che si è conclusa è una clamorosa vittoria del pallavolo Don Colleoni che batte clamorosamente per 3-1 Capodorso Palau 26-28, 25-14, 25-23 e 25-14. Vittoria in trasferta invece per la Sim Immobiliare Novara con i parziali di 22-25, 25-16, 18-25 contro il Club Italia. Queste sono le partite attuali. Poco fa l'Ace di Linda Jugovac che ha costretto al cambio la formazione di Andrea Manno. Deval Mura però ancora una possibilità. Camilla Ferrari. Ma uno chi è? Non ho neanche informazioni. Passa al primo attacco di Cavazza. Neo entrata. Una chiara cantamezza al servizio. Bortoli, Deval, Venco, passa l'attacco di Riva ma c'è la difesa di Monaco al centro, Jugovas, out. 16-19. Servizio di cantamezza su Monaco, difficoltà Bortoli, prova Ferrari e rimedia. 20-16. Al servizio la nostra capitana Jessica Deval. Venco, Cavazza, passa l'attacco di Cavazza. Un altro bel attacco di Cavazza, 17-20. Giocatrice molto pericolosa. Infatti l'ho detto, mi sa di Santoro. È venuta a dirlo subito anche tipo... Allora esce Cavazza e rientra Granieri ed esce Venco e rientra Nardo Ianni. 21-17 il punteggio. Carli al servizio. Battuto. Ricevuto Formaggio. Ferrari, Bortoli in free ball. E passa l'attacco di Bianca De Stefani. 21-18. Tantena. 21-18. Entra Ione ed esce Michela Malinov. Non so se Tesanovic ancora giocato quest'anno. Perché io ce l'ho come 99. Tesanovic, ok. Tentativo di Tesanovic che passa. Scusatemi, ma ho alcune giocatrici che mi mancano. Tesanovic
Tesanovic. Ok. Ace di Gaia Riva. Porta -1 il distacco di Santena. Allora 21-20. E arriva il time out. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa di Volano. Un punto solo separa Volano da Santena. 21-20 il punteggio. Gaia Riva, servizio battuto. Ricevuto Monaco, però la palla è lunga. Muro vincente di Tesanovic. Vale la parità. Ventuno pari. Gaia Riva, servizio battuto. Riceve Monaco, Bortoli, Ferrari, murata da Nardo Ianni. Vantaggio Santena. E questa non ci voleva proprio. Gaia Riva ancora lei al servizio. Battuto. Riceve Zugovac, questa volta l'attacco Bortoli. Zona Ferrari. Pallonetto vincente di Ferrari. Che riporta la squadra Galla. 22 pari. Servito proprio Cami la Ferrari. Passa l'attacco di De Stefani. 23-22. Battuto. Andava out, ma c'è Zugovac che chiede il tocco, che c'è. No, palla in campo. Palla in campo di Zugovac. 23 pari. (23 pari). Giuditta Romano al servizio. Ehi! Non hanno un tocco. Sì, ha cavato così. 24-23. Set ball. Giuditta Romano. Tesanovic. Bortoli! 25-23. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set.
Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rosa di Volano. Set che alla fine si è dimostrato equilibrato, che l'ha visto spuntare la Rotoblast con un ultimo break di 3-0 per 25-23. I punti di squadra dopo il primo set è 4 punti per Giugovaz, Romano e Petruziello, 3 per Bortoli e 6 Ferrari. 21 punti di squadra, 4 su errore di Santena. Inizia adesso il secondo set, poi vi dirò anche i punti di Santena. Servizio di Ferrari battuto e passa l'attacco di Ilaria Granieri, che la mette subito nell'altra metà campo. 1-0 Santena. Punti di squadra: Linda Cabazza 2, 2 Malinov Michela, 5 Valentina Nardoianni, 3 Riva, 1 Cantamessa, 4 De Stefanis e 23 Tesanovic. 2 Tesanovic, sì. 19 punti di squadra e 4 su errore della Rotoblast. Quindi buon equilibrio sul quoziente punti da ambo i due lati. 2-0 intanto per Santena. Servizio battuto su Ferrari. Bortoli giù, ditta Romano, ci ha provato. Tentativo che viene murato proprio da Romano. Vabbè, 1-2. Michela Malino. Vabbè, non è un master block, però è sempre un muro comunque, no? Giuditta Romano al servizio. Riceve Malinov. Passa l'attacco di Gaia Riva. 3-1. Cadeval, quindi quarto punto per Santena. Ferrari murata da De Stefanis. Servizio su Monaco. Deval alza. Attacca Giugovac. Basta l'attacco di Giugovac. Secondo punto per la Rotoblast. 2-5. Bortoli. Ricevuto Riva. Granieri alza per Nardoianni. Giugovas viene murata da, se non ho visto male, da Riva. 6-2. Ha iniziato col piglio giusto questa volta Santena. Ovviamente non ha il livello del 6-0 del primo set, però è comunque un buon inizio. Ferrari, Petruziello riesce a metterla in free ball, che forse si stava che per trasformare un punto. Petruziello, tacco out di Petruziello. 7-2. 7-2. Bortoli, ancora Petruziello, viene 3-7.
Pronta Djugovac al servizio sul 7-3. Battuto in rete. 8-3. Servizio battuto. Ferrari. Attacca Djugovac, murata da Cantamessa. 9-3. C'è il time out, sponsor. Loro direi di sì. Come sei rimasto in piedi? Non so perché non me lo tira via. Capito? Non dico più chiaro. Non so perché non me lo tira via, non so. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano ricomincia la partita col servizio di De Stefanis. Bortoli, Petruziello con l'infrazione di quarto tocco. Servizio ancora di De Stefani su Monaco. De Val attacca e passa. Attacco di Jessica 4-10. Pronta Jessica al servizio. Servizio su Malinov. Nardo Ianni. Pallonetto vincente. 11-4. Bortoli. Ferrari. Murata Ferrari. Da Cantamessa. 12-4. Bortoli in difficoltà. Petruzielli in free ball. Colosia che del net. Attacca Malinov. E poi Cantamessa. Ancora 14. No, 13 scusate, a 4. Massimo vantaggio di partita questo. 9 punti. Ancora al servizio Nardo Ianni. Petruziello. Out. La difesa di Nardo Ianni. Punto di Petruziello. a 13. Carlotta Petruziello. Servizio. Ricevuto Formaggio. Prova Ferrari. Difesa di Nardo Ianni. Attacca Riva. Ferrari alza. Djugovac. Riva. Gaia Riva. 14-5. Servizio di Maino. Attacca giù Ditta Romano, ma viene murata ancora da Riva.
35-15. E arriva il secondo timeout. Sponsor. Di nuovo in diretta, standing ovation poco fa per il nostro condottiero Luca Parlatini, 5 anni alla guida del Volano Volley nella scorsa stagione. Comincia intanto la partita con l'ace di Malinov, 16-5. Battuto su Djugovac. Ferrari passa l'attacco di Camilla Ferrari, 6-16. Il muro di Giuditta Romano. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Djugovac, 8-16. Fatta l'attacco di Cantametta. Ha vinto Sondor, si è impallato. Ferrari. E passa l'attacco di De Stefanis. Si è impallato il live score intanto. Peccato perché adesso non sappiamo se a vincere. Attenzione, c'è un cambio, esce Carlotta Petruziello per Martina Bortolotti e Lalla Bortoli per Svetlana Longa. Otto a 18 il punteggio nel corso del secondo set. Riceve Ferrari. Bortolotti attacca Djugovac. Linda Djugovac. 9 a 18. Vita Romano al servizio. Servizio battuto. Ci ha provato anche Giuditta Romano, non è bastato. 9 a 19.
Bortolotti, tentativo di Ferrari difeso da Malino, attacca Gaia Riva, vincente il suo attacco, 20-9. Servizio a pallonetto che Gaia arriva poi sulla ribattuta, sfrutta a dovere, 21-9. C'è un altro cambio, è entrata Matilde minus d'acquisto. È uscita Giugova. Palla lunga. 22-9. 22-9. Chiamata la capitana. Nova 22 allora. Servito Granieri. Ne va la capitana, si prende la squadra in mano. 10-22. Al servizio Svetlana Longa. Primo servizio stagionale. Giocatrice giovanissima. Servizio battuto. E si prende già con la portata. Regala un bel punto alla Rotoblast, mettendo in difficoltà la ricezione di Santena. 11-22. Ancora Svetlana Longa. Battuto. La volta arriva tranquillità, viene murata da Deval. E poi sbaglia l'attacco Nardo Ianni. 12-22. Ancora Svetlana Longa. Servizio battuto su Formaggio. Passa l'attacco, ma minus d'acquisto va a toccare la rete. Quindi viene fischiata l'invasione. 23-12. Servizio battuto. Bortolotti. Minus d'acquisto. 13-23. Matilde minus d'acquisto. Va proprio lei al servizio. Battuto. Riceve Riva. Granieri. Attacca Malino. Palla in campo di Malino. 24-13. Set ball per Santena nel corso del secondo set. Col servizio di Bianca De Stefanis. Servizio su Monaco, forse un po' lunga, ci ha provato Cantamessa, poi Bortolotti, Riva, out, 14-24, prima set ball annullato. No, non fosse la sita. Val, Riva, Granieri, Malinov, Longa, evitare guai, minus d'acquisto, poi Ferrari, difende Riva, ancora Malino, pallonetto, Bortolotti, poi minus d'acquisto Ferrari, Riva, ancora Malino, murata da Giuditta Romano! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block.
Jessica De Val, la nostra capitana, ancora al servizio. Nardo Ianni, Murata, Formaggio, Malinov in pallonetto, Ferrari, Bortolotti, Ferrari, palla è out. Out, 25-15. Pausa sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set. Regole per loro. Vai l'Inter. Chiuso il microfono. Aspetta. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 1 pari il punteggio dopo 2 set di gioco giocati. 25-23 il primo e 15-25 il secondo. I punti di squadra: 2 De Val, 1 Maines d'acquisto, 7 Giugovas e Romano, 6 Petruziello, 3 Bortoli, 7 Ferrari. 33 punti di squadra, 7 su errore di Santena. 2 punti per Cavazza, 1 per Granieri, 4 Malinov, 6 Nardo Ianni, 11 Riva, 5 Cantamessa, 8 De Stefanis e 23 Tesanovic. Quando chiama lui? Giusto però. Comando primo, chiama lui. 39 punti di squadra e 9 su errore di Volano. Primo punto allora per Santena. Allora 1-0 il punteggio. Giugovas, Bortoli, Petruziello, 1 pari.
1-1. Zugovac. Malinov. Nardo Ianni, Ferrari, Bortoli, Trussiello, Formaggio, Ball, Bortoli, zona Ferrari, tocca il tetto, 2-1, Camilla Ferrari, pronta Linda Djugovac al servizio. Djugovac passa in mezzo al muro l'attacco di Cantamessa. 2 pari. Anna Chiara Cantamessa al servizio. Battuto su Djugovac, Bortoli, Trussiello, Carli col mani out. 3-2 il punteggio. Pronta la capitana De Val al servizio. Tutto su Malino. Passa l'attacco. 3 pari. Ilara Granieri al servizio per l'MTS Tecnica Air Santena in corso della terza frazione di gioco. Battuto Bortoli, Petruziello, vincente. Camilla Ferrari 5-3. Dario. Palla in campo. 5-4. Servizio di Riva, Ace, 5 pari. E ora arriva Bortoli, Giuditta, Romano, alza Nardo Ianni, ci ha provato Malinov, Bortoli, centro Djugovac, out. Vantaggio Santena. Servizio su Djugovac, Bortoli, Camilla Ferrari, innescato l'attacco Formaggio, tentativo a palla unito vincente di Michela Malinov, 7-5 scusate. Ferrari al centro per Djugovac. Bortoli. Ferrari murata da Nardo Ianni.
8-5. Time out, sponsor. Quest'anno una l'ho vinta. Di nuovo in diretta all'Arena Biancorossa di Volano. 8-5 il punteggio. C'è il punto della rotola. 6-8. Entra a fare qua 17. Intanto, dopo un po' che si era impallato il sito della federazione, abbiamo il risultato ufficioso di Sondrio. Argentaria vede la vittoria clamorosa di Sondrio al tie break, 17-15 il tie break, che permette alla squadra di Ivan Iosi di vincere la sua prima partita della stagione. Jugovac 8-10. Lalla Bortolo nel servizio. (11 a 8) per Santena. Intanto un'altra partita è iniziata, quella delle 8, tra Villa Cortese, anzi tra Legnano e Villa Cortese. Linda Jugovac al servizio. Riceve il servizio. Riva. Ancora una volta un buon attacco di Santena. 12-9. Anna Chiara Cantamessa al servizio. Battuto. Riceve Ferrari. Bortoli. Ferrari attacca. Passa attraverso il muro. Il muro vincente. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Timo. Anche invasione c'era. C'era anche invasione contro, quindi meno male abbiamo fatto punto. (10 a 13). Ilaria Gradieri.
al servizio. Attacca Petruzziello, ma c'è la difesa di Granieri. Tentativa pallonetto di Riva, difendo da Giugovas. Ferrari attacca. Camilla Ferrari, 11-13. Libellula e Bra è quello che con Torino era quello che faceva quelle esatto, volevo mandargli la foto quella. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 11-15 il punteggio per Santena. Servizio battuto da Cantamessa. Giugovas. E va attacco di vincente Linardo Ianni. Romano difende Formaggio e vince l'attacco di De Stefanis, 17-11. La formazione torinese che sta sempre prendendo più il largo. Camilla. Ace Camilla Ferrari. 13-17. Battuto. Double Ace. Sponsor. (17-14) il punteggio. Riapriamo il microfono all'Arena Biancorossa nel corso del terzo set. Santena, scusate, in vantaggio. Servizio ancora di Ferrari. Sta l'attacco ma c'è la difesa. Jugovat. Arriva Malinov Murata. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Scusate, un urlo che mi si è strozzato in gola. Non è 15-17 ma 14-18 perché c'era l'invasione aerea.
Adele Vione. Per Adele Vione, numero 6. Quindi c'è 18. C'è un cambio. Adele Vione lascia il posto alla numero 16, Bianca De Stefanis. Nella murata Jugovas 19-15. Papa al centro, tentato da Riva. Prova Petrucciello, difende Mardogliani, poi Deval. La palla era troppo lunga. La mette giù nella metà campo di Santena. 16-19. Malinov ha difeso Monaco. Bortoli al centro. Ferrari attacca, difende Formaggio. Ranieri. Deval. Invasione. C'è un cambio. Entra la numero 23 Alice Tetanovic. Ed esce Michela Malinov. 16-20 il punteggio. Di Firrete di Tetanovic. 17-20. Linda Jugovac al servizio. Porta un po' lunga per la Fribolten. Camilla Ferrari. 18-20. Pallonetto tentato, difende Monaco. Truziello, Formaggio. Pallonetto Ferrari. Deval. Doppia fischiata a Deval. 21-18. Pronta Anna Chiara Cantamessa. Bortoli. Petrucciello. 19-21. Pronta ad entrare Ludovic. Ha entrata Malinov per Tetanovic. Il cambio è Deval per Ludovica. Martinez Volskis. 19-21 il punteggio.
Battuto il servizio da Ludovic Martinez Volski. Passa l'attacco di Bianca De Stefanis. Ilaria Granieri al servizio sul 22-19 per Santena. Battuto. Ricevuto Giugovas. Trussiello attacca ma c'è la difesa di Malinov. Ha provato che Riva, Bortoli. Ferrari, Formaggio salva. Trussiello! 20-22. La lotta Petruziello al servizio. Ricevuto Riva. Pallonetto vincente di Bianca De Stefani. 23-20. Battuto. Riceve Giugovas, Bortoli. Petruziello out. 24-20. Palla set a favore di Santena. Servizio in rete 21-24. Camilla Ferrari al servizio. Ace! Quindi ace di Camilla Ferrari costringe al time out Andrea Manno per Santena. Complicata la situazione per il Volano Volley, che ovviamente deve riuscire a fare altri 2 punti per portare almeno il 7 ai vantaggi. Entrano le squadre in campo. Un'altra palla set a favore di Santena. Servizio di Camilla Ferrari. Servizio battuto. Riceve Formaggio. Muro di Giugovas! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Di 3-24. Ancora Camilla Ferrari al servizio. Formaggio. Passa l'attacco 23-25. Ci vediamo all'inizio del quarto set. A tra poco.
nonostante avessi le posizioni, pensava che di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano, 2-1 il punteggio a favore di Santena, 25-23 il primo, 15-25 il secondo, 23-25 il terzo. 4 punti De Val, 1 minus d'acquisto, 11 Giugova, 7 Romano, 11 Petruzziello, 4 Bortoli, 14 Ferrari, 52 punti di squadra, 11 su errori di Santena. Per quanto riguarda la formazione torinese, 2 Cavassa, 2 Granieri, 9 Malinov, 11 Nardoianni, 12 Riva, 7 Cantamessa, 13 De Stefani, 2 Tesanovic, 58 punti di squadra e 15 su errore di Volano. Ferrari, pronto di Ferrari. Primo punto per la formazione biancorossa. La novità è che adesso gioca Martinez Volskis nel ruolo di centrale al posto di Jessica, che probabilmente deve avere qualche problemino fisico. Giugovac, primo servizio affidato a lei, Formaggio, attacca Nardoianni, difeso Monaco. Petruzziello, Carlotta Petruzziello, 2-0. Giugovac, arriva il pallonetto Bortoli, Camilla Ferrari, 3-0. Bortoli, Petruzziello, Giugovac ha difeso Malinov, attacca Malinov in pallonetto, Bortoli, Giugovac ad alzare per Ferrari, Granieri, arriva, pallone del muro Monaco, Bortoli, Giugovac, free ball di Riva per su Giugovac, Bortoli, Petruzziello, palla è in campo, 4-0. Pronta Giugova, sì, Giugova sul 4-0. Battuto. Via dal net. Ci arriva Petruzziello. Ferrari. Arriva. Ancora Ferrari, Murata. Bortoli. Giugovac. Ha pestato la linea Giugovac. Esatto. 4-1. Primo punto per Santena. Anna Chiara Cantamessa al servizio. Battuto su Monaco, Bortoli, Petruzziello, 5-1. Ludovica Martinez Volskis al servizio. Tutto. Riceve Malinov. Petruzziello, pallonetto difeso da Granieri. Formaggio.
Riva, Bortoli. Subito Giuditta, invasione di Giuditta, Romano. C'hanno di... Mi sembrava che l'invasione di Giuditta c'era. Proteste troppo esagerate, secondo me, dalla parte del nostro metacampo. Sportivamente parlando e obiettivamente anche. Punto di Nardo Ianni. Adesso l'importante è cercare di riottenere la calma per non cercare di perdere il set che adesso per il Volano è troppo importante non sbagliare. Petruccello, oh! Portata. Portata di Petrucciello. 5-4. Monaco dall'altra parte. Salva Bortoli. Ferrari. C'è il tocco. 6-4. La Camilla Ferrari. Carlotta Petrucciello. Subito Giuditta. Romano. Niente da fare. Ferrari, Murata, Giugovas. Bortoli. Petrucciello. 7-4. Petrucciello. Formaggio. Ranieri. Tentativa d'attacco di Riva. Giugovas. Palla è in campo. 8-4. Time out, sponsor. Avevo detto 2-1 Napoli io. Di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano. 8-4 punteggio a favore della Rotoblas nel corso del quarto set. Carlotta Petrucciello. Carlotta Petrucciello al servizio. Out il servizio di Petrucciello. 5-8. Servizio su Monaco da parte di Riva. Malinov Murata. Nardo Ianni Murata. Quarto.
Bortoli. Sto proprio male. Camilla Ferrari. 9-5. Scusate, ho visto proprio male quello che ho detto. Avevo detto un quarto tocco che è assolutamente inesistente, chiedo scusa. Una svista clamorosa, scusate. Milla Ferrari. Subito su riva. Free ball. È lunga. Eccola. Va bene. Va bene così. Va bene così. Sei a 9. Vabbè. Servizio. Battuto. Riceve Monaco. Bortoli. Subito. Oh, 10-6 questo. Allora, Giuditta Romano, servizio sul 10-6 per la Rotoblast, Bartutto. Ah, sto provato. Malinov, 10-7. Servizio di Nardoianni. Jugovac. Quarto tocco. Qui c'è ottavo punto per Santena. Ancora Nardoianni. Sul 10-8 per Santena. Scusate, per Volano. 10-8 per Volano. Battuto. Riceve Ferrari. Monaco. Jugovac. Malino. Ha salvato Jugovac. Porta un po' lunga, ma... Bortoli. Jugovac. Non tocca il tetto la palla. Malinov. Fortunata Malinov qua. Il nastro. 9-10. Punteggio. Servizio battuto. Cristiello 11-9. Tantetto Santa Arena Biancorossa che ha sollevato il tetto di quei 3 mm sufficienti per non far toccare il tetto. L'ala Bortoli servizio. Sa che aveva toccato la linea. Non di questo video il primo arbitro. Palla in campo. 11-10. Bortoli. Jugovac murata. Vale la parità. Il muro di Cantamessa. 11 pari. Jugovac, Bortoli. Graziello. Nardoianni. Attacco vincente di Riva. Vantaggio Santena. 12-11.
Bortoli. Ferrari. Camilla Ferrari. Parità. 12 pari. Linda Jugovas. Servizio battuto. Riceve formaggio. Martinez Volskit. Pura vincente. 13-12. Martinez Volskit. Jugovac. Cantamessa. Bortoli. Monaco. Petruzzello. Granieri. Stacca. Cantamessa. Invasione. C'è Ludovica Martinez Volski. 13 pari. Petruzzello, mani out. 14-13. Ludovica Martinez Volski. Out. 14 pari. Ilaria Granieri per Santena. Battuto. Bortoli. Petruzzello. Carlotta Petruzzello. 15-14. Servito di Carlotta sul formaggio. Poi attacca De Stefanis. Incenta l'attacco di Nardo Ianni. 15 pari. Gaia arriva al servizio. Battuto. Jugovac, Bortoli. Attacca Linda Jugovac. 16-15. Battuto. Lunga, passa invece, infatti non passa l'attacco, quindi Bianca De Stefani se ne approfitta. 16-15. Bortoli. Attacco out. Vantaggio Santena 17-16. Jugovac. Bortoli. Jugovac passa l'attacco ma c'è la difesa di Granieri. Malinov attacca, difende Monaco. Ferrari. Difesa Granieri. Nardo Ianni, forza lunga, Monaco, Romano, scusate, ci ha messo una pesta, ma non in questo caso, con Malino, 18-16. Time out, sponsor.
Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano, 16-18 il punteggio nel corso del quarto set, decisivo per la 13ª giornata, girone di boa di questo girone A di campionato di Serie B1. Siamo 18-16. Ovviamente la formazione di Andrea Manno, in virtù anche dei 2 set vinti finora, è vicina al traguardo. Out il servizio, 17-18. Giudita Romano, servizio. Nardo Ianni, Giudita, Sorsiello, Giugovassi in free ball, Formaggio. Nardo Ianni, 19-17. Camilla Ferrari. La Borto del servizio sul 18-19. Vincente l'attacco di Malinov, 20-18. Servizio Giugovas, Bortoli, Giugovas. Pallonetto tentato da Riva. Giugovas. Malino, pallonetto. Monaco. Trussiello. Muro vincente di Giugovas. Qui in realtà come una doppia, 19-20. Linda Giugovas al servizio. Monaco. Data di lusso qua. Truziello. Sembra che abbia salvato Marino. Nardo Ianni. Bortoli. Monaco. Ferrari. 1-19. Time out. Sponsor. Quello che piatto fa. Non mi è piaciuto. Nuovo in diretta. Sì. Non hai fatto questo piatto. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 21-19 il punteggio nel corso del quarto set, scusate. 19-21 ovviamente a favore di Santena che arriva su Monaco. Truziello. Prende una pallonata De Stefanis.
È stato un bel colpo di Petruzziello. Infatti io dalla traiettoria ho detto subito, però non sembra perdere sangue De Stefani, quindi sì. Martinez Volskis al servizio, riceve Malinov, attacca Riva ed è vincente l'attacco di Riva, 22-20. Monaco, Bortoli, Petruzziello, 21-22. Carlotta Petruzziello al servizio, poco fa autrice dell'attacco, che è valso il 21-22. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 21-22 il punteggio in favore di Santena nel corso del quarto set. Petruzziello, subito Formaggio, attacca Nardo Ianni, 23-21. Malino Murata dal Giuditta Romano, 22-23. E ora Camilla Ferrari al servizio. Battuto. E 23 pari. C'è un cambio. Tesanovic entra al posto di Gaia Riva. 23 pari il punteggio. Servizio di Ferrari. Malinov. Di 4-23. Vuol dire palla match per Santena sul 23-24. Battuto Bortoli, Jugovas, sì, ma i vantaggi 24 pari. Giuditta, servizio battuto Tesanovic, Nardo Ianni, Toli, Jugovac, Tesanovic, Ferrari, Bortoli, Jugovac, free ball è possibile, Jugovac,
Malino, Ferrari, Martinez, Vasquez. Dall'altra parte ancora. Malino. Ancora giocabile. Però Djugovac non rischia. Djugovac! Cosa protesti? Djugovac, muro vincente! 25-24. Annullata. Adesso c'è set ball. Giudita Romano. Mani out di Malinov che rimette la parità. 25 pari. Tutto, ma Monaco riceve Bort. Djugovac è out. Purtroppo sì. Adesso c'è di nuovo il match ball per Santena. Battuto Ferrari. Portali. Djugovac. Zadanovic ci ha messo una pezza. Malino per chiudere. Monaco. Forse un po' lunga. Finisce qua. (25) 25-27. Finisce qua. Santena vince e chiude seconda girone girone d'andata. A noi il rammarico delle occasioni sprecate e forse qualche decisione arbitrale discutibile, però nulla da dire. Alla lunga ha meritato Santena e non si discute il risultato. Allora, Santena vince 3-1, la Rotoblat chiuderà molto probabilmente al quarto posto questo girone d'andata. Le possibilità di andare ai playoff comunque ci sono ancora fattibili. Vedremo poi nel corso delle prossime giornate come andrà a finire. Da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento è sabato 1 febbraio alle ore 20:30 all'Arena Biancorossa, dove Volano affronterà il Volley Parella Torino per il girone di ritorno. A tutti voi un augurio. Prima dei saluti ovviamente Silvia Brioni, grazie. Andrea Zeni, grazie. Grazie anche ad Alan Berloffa. Ci vediamo il 1 febbraio. A tutti voi l'augurio di una serena notte.